Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono ancora in compagnia con Franca Gualmini, la nostra Franca Gualmini che abbiamo cominciato a conoscere ieri. Oggi Franca, come siamo soliti qui a Di Arte, dedichiamo la seconda puntata della settimana alla vita personale, alla biografia degli artisti, perché crediamo sia d'obbligo, perché credo che conoscere qualcosa in più dell'artista sia fondamentale per capire un po' la natura dei propri quadri e sicuramente in che contesto sono nati e quindi utile sotto questo punto di vista. Quindi vorrei che tu ci parlassi di te, di dove sei nata, dove sei cresciuta, che bambina eri. Io sono nata in un piccolo paese dell'Appennino modenese, sono nata a Pavuno nel Frignano, che non è tanto piccolo, insomma, poi sono vissuta fino all'età delle scuole superiori, sono vissuta in questo piccolo paese che si chiama Polinago, in provincia di Modena, a Fronte Cimone, un bellissimo paesino di circa 1700-1800 abitanti, dove i panorami sono meravigliosi, albe e tramonti incandescenti. Quindi hai a che fare subito, Sì, con ecco la appunto, vedi, natura. È non è a vero. caso che dico quelle cose, hai a che fare Sì, subito con, hai subito una relazione molto stretta con la natura, sì, con il sì, sì, paesaggio, quindi. esatto. Poi dopo ho cominciato a lavorare, sono stata a scuola a Modena, e ho fatto il magistrale, istituto magistrale, Carlo Sigonio, e quindi dopo la scuola ho cominciato a lavorare, a fare dei lavori anche saltuari, un po' ho lavorato con mio Ok, quindi tu, padre. torniamo indietro, già da allora, quando nasce la tua passione, prima di andare a scoprire un po' gli studi che hai fatto, quando nasce la tua passione per l'arte, come matura? Da sempre, da piccola, perché da piccola mi ricordo che io ho un ricordo particolare della scuola elementare. Avevamo una bambina, Nana, a scuola con noi e io mi ricordo che le ero molto legata a questa bimba perché era piccolina, però era bellina, tutta paffuttina. E mi ricordo che fece una specie di ritratto disegnato con i colori a matita. Lo facesti tu? Sì, lo fece io. E la maestra lo attaccò alla carta geografica perché era proprio lei, cioè aveva la fisionomia sua, anche se era realizzata con i colori a matita dei bambini, insomma, non era una cosa Questo per dire che la elaborata. predisposizione Sì, ce l'hai avuta fin da sì, subito. sì. E poi scrivevo poesie. Già da allora, e mi ricordo che la maestra le leggeva nelle classi, le faceva leggere alle altre maestre. Ero Perché non molto hai... brava a scuola, già dalle elementari. All'istituto magistrale mi ricordo che avevo un professore che si chiamava Zacchi, che anche lì per me non è che all'istituto magistrale ci fossero tantissime ore di disegno, però dedicate all'arte, però erano le ore che io preferivo in assoluto. Quindi, ed era molto bravo lui perché ci insegnò parecchie cose. Perché non hai deciso di frequentare un liceo artistico piuttosto Infatti ho che un sbagliato scuola istituto semplicemente, ho d'arte? sbagliato scuola. Ma Perché te i ne miei sei genitori ci pentita tenevano dopo? molto che facessi la Ah, ecco, maestra, poi appunto, non ho quindi fatto la maestra nella vita, ho fatto solo un po' di supplenze, poi sono finita a lavorare in posta, ho lavorato in tanti uffici i tuoi genitori postali. non ti hanno appoggiato sotto questo punto di Ma allora non lo vista? sapevano neanche, perché io Ah, non sapevano comunque, che tu avessi la no, io passione per avevo l'arte. questa passione, però la tenevo anche un po' nascosta, nel senso che io disegnavo poi nascondevo. Cioè, ho tanti disegni ho ancora nascosti, Ma eh. perché avevi paura che Sì, che non non ti potessero fossero... capire? Sì, anche, ma non ci davo un grandissimo valore. Da piccoli non si... Loro neanche, perché loro ci tenevano che avessi un lavoro con lo stipendio. Cioè, fare l'artista per i miei genitori era una cosa un po' strana, insomma, ai tempi, hai capito? Loro avrebbero preferito che io facessi davvero, insegnassi ai bambini, ecco. Invece io avevo questa passione fortissima che mi spingeva sempre comunque a fare qualche disegno, magari a nasconderlo. Ti dico ancora dei disegni che ho tirato fuori, che avevo nascosto quando avevo 16 anni. Sono Cosa nascosti disegnavi quando avevi accuratamente. 16 anni? Cosa disegnava Franca da adolescente? Ma guarda, disegnavo molti visi di donna, mi ricordo, moltissimi visi di ragazze, bambine, donne, con le lacrime, senza le lacrime, ma visi belli anche fatti bene, insomma. E poi disegnavo anche sui vetri, sai quando i vetri si appannano?
da bambina, io proprio mi ricordo che mia mamma era disperata perché diceva devo pulire i vetri e io le disegnavo sempre questi profili di Con donne le dita. sulle dita, sui vetri, questo me lo ricordo, questo è un ricordo, un flash così. Quindi non frequenti, non decidi di frequentare un liceo artistico, un istituto d'arte, frequenti il magistrale, continui a coltivare la tua passione perché Sì, sì. continui a disegnare, dopo Dopo c'è stato un periodo, ho sempre disegnato qualcosa ho sempre fatto. Poi ho cominciato a usare i colori, non solo i colori a matita, ma anche i colori, proprio a sperimentare i colori a olio, i colori a tempo. E vedevo che avevo dei risultati incredibili, nel senso che, per esempio, prendevo una foto, non so, mi ricordo uno dei primi proprio dipinti che ho fatto, perché prima erano tutti disegni a china, a matite, erano cose un po' così. Primo è stata una foto di un paesaggio innevato, di rifugi in mezzo alla neve, no? Dei rifugi, queste casupole di legno in mezzo alla neve, con tutto l'azzurro della neve. Mi ricordo che presi questa foto, in 2 giorni, ma mi misi lì che, cioè, non mi tolsi un secondo, mangiavo e tornavo lì e feci un quadro grande così, guardando questa foto piccolina e venne fuori identico. Allora io dissi, ma io sono stata capace di fare una cosa simile, allora probabilmente riesco a farne altre. E quindi continuai a provare a copiare delle foto, le cartoline. Questo è stato insomma, il mio primo approccio con la tela vera e propria. Poi però non mi bastava copiare, perché copiare io riuscivo a riprodurre qualsiasi cosa, faccio una foto alle mie mani e mi dipingevo le mie mani, Cioè, venivano ecco, quello che ti ha precise. caratterizzato sempre come artista è stata una forte propensione nella riproduzione fedele Sì, all'inizio sì, io all'inizio. riproducevo e mi accorgevo che riuscivo a fare qualsiasi cosa. Io usavo le foto, magari mi ricordo che mi fotografai anche le mani, no? Fotografai le mani, mi feci fotografare le mani, adesso, insomma, comunque dipinsi le mie mani e venivano, riproducevo esattamente, quindi questo iperrealismo l'ho portato avanti per un po', perché per me era ricerca tecnica. Poi quando mi sono accorta che la Era mia un tecnica... perfezionarti, visto Sì, che non sì, avevi studiato, non sì, avevi delle basi dietro. sì, era una ricerca proprio della Tecnica. tecnica, ma poi non mi bastava più, perché io avevo bisogno di comunicare qualcosa che andava oltre il discorso di come sono brava. Non mi interessava essere qualcuno che mi dicesse come sei brava, tanto già me lo dicevano, perché se qualcuno mi diceva fai questa cosa, io la facevo, usavo, non so, visi di persone, io li riproducevo esattamente, proprio al millimetro. Studiandoci sopra, magari il disegno, ci mettevo un sacco di tempo, però non mi bastava, quindi ho cominciato a fare paesaggi, ho cominciato subito con questo discorso di forme che inserivo un po' così, un po' particolari, forme biomorfe, antropomorfe. Poi sono passata al discorso animali, univo animali e umani. Questo è stato il passaggio successivo dalla riproduzione di paesaggi iperreali a riproduzione di animali, però gli animali usavo sempre la stessa tecnica iperreale, però con la pennellata sottilissima, tutto il pelo fatto proprio curatissimo, accuratamente definito, quindi venivano fuori delle sensazioni, soprattutto del pelo degli animali, molto belle. Sì. Ma non mi bastava riprodurre l'animale, perché dicevo che bello questo animale, no, perché per me gli animali erano umani e come gli umani erano animali, Ecco, quindi questo fa ecco. parte della... Questo fa parte, ti dico, del periodo sempre surreale, dove però vedi C'è il pelo come tutto... c'è un motivo per il quale la figura risulta sovrastata e quindi molto più piccola sì, è dell'animale. psicologica, nel senso che questo dipinto si intitola Lava, i giochi sono fatti, ed è il Lava, i gioco. giochi sono fatti? Si Ti va di intitola, spiegare? si intitolava, perché non ce l'ho più questo quadro, è una mia amica che ce l'ha. Si intitolava I giochi sono fatti, il titolo I era giochi sono quello, ed è fatti. il gioco che c'è tra maschio e femmina, il gatto e il topo. In questo caso la donnina piccolina è il topo, Ah, quindi un po', diciamo, il rapporto tra ragazzo e ragazza, per cui è un po' un gioco anche crudele, perché il gatto si mangia il topo. Quindi, insomma, è un gioco anche dipingere in questo caso, sì. Non, sì, e questo è anche, invece fa parte
del periodo in cui tu dipingi le donne, la figura umana. Io Sì, la ho figura visto, umana, sì. ho visto un po' di quadri appartenenti a questo, diciamo, a questa fase, a questo Sì, periodo, sì, sì. e devo dire che ciò che risalta è una cura dei dettagli abbastanza evidente, nel senso quasi delle fotografie. Ora, il fatto che la figura umana, sebbene protagonista, non sia mai sola, ma circondata da animali piuttosto che da qualsiasi tipo di essere vivente, che sia pianta o albero o Sì, in appunto questo c'era l'omino o qualcosa volante, presente in che natura era sempre. è una figura biomorfa facente parte sempre della natura, cioè l'uomo natura, l'omino natura, che è un quadro che è dedicato al desiderio maschile verso la Sì. figura della donna molto bella. Però questa donna che avevo dipinto era in particolare, avevo cercato in particolare di dipingere le mani molto grosse da contadina. Infatti c'è una poesia di questo libro, che è il mio di Se vuoi Giuliana. puoi leggerla, Sì, se c'è una vuoi proprio poesia puoi leggerla. particolare su questo quadro, che è scritta da Giuliana Grenzi, per cui che descrive molto bene quello che ho voluto dire, perché le mani di questo qua, di questo dipinto, sono proprio da contadina. C'è l'omino volante, c'è il fiore rosso. Il titolo è Il fiore rosso, un fiore rosso che si apre, molto carnoso, molto, molto sensuale. Puoi leggerne Posso leggere, vuoi che un la pezzo, legga? anche Non so tutta poi se sei molto piccola. leggere le poesie, cioè io magari le scrivo, ma leggerle, insomma, però ci provo. La poesia di Giuliano è questa: morbida femmina, unghie rotte allo scalpello del cielo, annodata alla vita, fasci il corpo sfinito in campi di pane, penetranti profumi alle narici, le lucide labbra tese al sapore. Oscilla il sole su gonfie spighe, illumina il centro dell'occhio. Questa è una poesia di Giuliana Grenzi. Il libro si trova alla Edimond, si può andare anche a prendere questo libro. Si trova su internet. E lei ha scritto questa poesia proprio apposta per questo quadro. Infatti le mani sono da contadina, perché è la donna sensuale, però anche lei, essendo una contadina proprio inserita nella natura, ancora di Certo. più, perché lavora col grano, raccoglie il grano, insomma, quindi ha le mani grosse, le mani affaticate, diciamo, la donna che fa fatica. Certo, certo. Ecco. Franca, torniamo alla tua esperienza personale prima che il tempo finisca anche oggi. Tu mi hai detto una cosa curiosa che mi ha spunto di riflessione, ovviamente, ovvero c'è un piccolo salto nella tua vita personale, artistica, nella tua vita sì, artistica, professionale, forse in cui l'arte da mera passione dilettantesca si trasforma in qualcosa di più importante, di più imponente, di più irrinunciabile, ed è legato a una esigenza, a un desiderio di comunicare. Quindi è possibile che il passaggio, io adesso non so se tu, ed era una domanda che ti volevo fare, cioè se l'arte è definibile per te come una professione o è ancora ferma ad un hobby, cioè se tu vivi con le tue opere, quindi ne fai un mestiere vero e proprio? No, no, no. No, io ho lavorato tantissimi anni diversamente perché principalmente voglio che resti una passione. Ok, Per me è quello, ok. principalmente. E mi piace essere libera. Cioè, come ti dicevo nella trasmissione precedente di ieri, ehm, ehm, non mi piace fossilizzarmi in quel genere, continuare Sì, sì, sì. su quel genere perché quel genere ha funzionato. Mi piace proprio essere libera, cioè ho voglia domani di tornare indietro di 20 anni, di fare un altro dei miei animali, di quelli umanizzati, con gli occhi, col gatto con gli occhi da donna o con il È lupo, vero, ti fermo subito, capito? ed è vero quello che dici, cioè nel senso non fare dell'arte un mio mestiere mi permette di essere libera, di Sì, esprimermi, di più, di non di essere più. oppressa Sì. Però a volte prendo spunto da ciò che mi Però chiedono, quello che ti voglio chiedere è, tu ti sentivi libera in quell'ufficio postale o ti saresti sentita più libera a fare soltanto... No, è una domanda, è una pura curiosità. ovviamente no, cioè, Ok. ovviamente lì ci sono dei doveri ben precisi da svolgere, mentre in arte la tela bianca davanti è un viaggio che fai e non sai dove finisci, è questo il
bello dell'arte. Tu hai qualcosa davanti, un supporto dove tu puoi viaggiare e andare dove ti pare. Ho capito. Non ha limiti. Questo vi La chiedo. fantasia, il pensiero, attraverso una tecnica, attraverso la mano, non ha limiti. Quindi lì c'è la libertà. Anzi, fuori dalla tela, secondo me, non c'è una libertà, non Però esiste. appunto dici, dobbiamo scinderla dalla professione? Sì, beh, però ti dirò che per me, cioè io ho fatto anche molti quadri dove sono stata ispirata da persone che mi dicevano, ah sai, mi piacerebbe, e magari è una cosa che piaceva anche a me. Quindi mi piace partecipare comunque, chi mi dà un suggerimento, far partecipare. Certo, Cioè, io con una mia amica abbiamo ideato un quadro insieme, no? Allora, E adesso... di questo ne parleremo, della ecco, complicità, mi piacerebbe della relazione. parlarne, Esatto, perché è una sì, cosa ne molto parleremo bella. proprio. Adesso Sì. non possiamo più, però domani, se Sì, vuoi, sì, ci possiamo va ritornare. bene. Io saluto il nostro pubblico, ci vediamo domani, sempre qui a Di Arte con Franco Gualmini. Ciao a tutti.